Indagato dal procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio, il ministro dell'Interno Matteo Salvini spiega di aver ricevuto molti messaggi di solidarietà e che rinuncerà all'immunità. Voglio vedere come andrà a finire, dice. Così il leader della Lega non arretra di un millimetro sulla vicenda della nave Diciotti e di migranti trattenuti 5 giorni al porto di Catania in attesa di risposte dall'Europa. Come l'abbiamo chiusa? Riflessione numero 1. L'Europa, anche in questo caso, ha dimostrato di essere una schifezza che non esiste e non merita i nostri soldi, perché se ne sono fregati dal primo all'ultimo. Abbiamo risolto il problema degli immigrati che sono in porto a Catania, perché l'abbiamo risolto in questi minuti e gli italiani non pagheranno una lira a differenza del passato. Abbiamo fatto anche troppo, abbiamo accolto anche troppo, abbiamo speso anche troppo. Ne abbiamo accolti 700.000, ne abbiamo mantenuti 700.000, basta, basta. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo e dovevamo, basta. Mi hanno comunicato che sono sotto inchiesta per sequestro di persona. Io penso che sarà difficile fermarci, perché possono indagare me, possono arrestare me, ma non possono arrestare la voglia di cambiamento di 60 milioni di italiani. Quindi indaghino chi vogliono, vengano a prendermi, sono pronto. Però è incredibile vivere in un paese dove 10 giorni fa è crollato un ponte sotto il quale sono morte 43 persone e non c'è un indagato, e indagano un ministro che difende i confini di questo paese e difende la sicurezza di questo paese. È una vergogna. Mandiamo alla procura di Agrigento queste immagini. C'è un popolo che è stufo di essere servo. Bloccare l'immigrazione clandestina non è un diritto di un ministro, ma è dovere di un ministro. E che cosa porti a casa? Che ti indagano per sequestro di persona, abuso d'ufficio e arresto illegale. Arresto illegale. Io lo aspetto pacificamente col sorriso, perché voglio spiegargli le mie ragioni e le vostre ragioni. E aspetto un procuratore che invece di indagare un ministro indaghi i trafficanti di esseri umani e chi favoreggia l'immigrazione clandestina. Perché io ricordo a questo procuratore, che spero mi stia guardando, che gli scafisti, con le migliaia di dollari che portano a casa dagli immigrati, comprano armi e droga. Poi ancora Salvini ricorda all'Italia le parole del procuratore Patronaggio. Piccoli sbarchi, 20 persone circa, su pescherecci in buone condizioni, per cui un viaggio fatto sostanzialmente in sicurezza, mezzi guidati da persone esperte perché riescono a superare i blocchi navali, i controlli in mare. Tra questi 20, sicuramente 20-25 persone che sbarcano, sicuramente c'è qualcuno che per vari motivi non vuole farsi identificare. Penso per esempio a chi ha problemi con la giustizia in Tunisia o in Egitto o in Libia, o chi è stato protagonista delle guerre civili nei 3 paesi che ho citato, oppure chi è stato già espulso dall'Italia e vuole ritornare in Italia perché ha interessi criminali in Italia. Penso per esempio al traffico degli stupefacenti, dell'hashish. E ultima ipotesi, la più preoccupante, è che tra questi si possa nascondere qualcuno legato al terrorismo internazionale. Oltre al ministro è coinvolto nell'inchiesta anche il suo capo di gabinetto Matteo Piantedosi. Il procuratore Patronaggio e l'aggiunto Salvatore Vella sono volati a Roma per sentire i dirigenti del Servizio Libertà Civili del Viminale. Ascoltati come persone informate sui fatti, per circa 3 ore i funzionari hanno ricostruito la catena di comando degli ordini impartiti al comandante della nave Diciotti. Ma a sua volta finisce nel mirino anche la procura di Agrigento. Denunciamo il magistrato Patronaggio per attentato ai diritti politici. Inizia così un post sulla pagina Facebook ufficiale di Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma.
Uomo storicamente di destra e oggi capo della formazione Movimento Nazionale per la Sovranità, che continua: ho dato mandato al nostro ufficio legale di verificare la possibilità di denunciare Luigi Patronaggio.